Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, in prentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22. Tornaus un pari con vosaltros, amigos caros de sa Radio Televisione Sarda, vonat a tobiu de poesia, de poetas, de attobius de poesia, de concursos, de tutto questo mondo bello che c'è in terra nostra. E dunque oi pure in questa puntata sa de setti, ne ho fatto, ne poi fai 12, dunque se sono già a mettare, pago proso di sa mettare. Oi pure e os andai in due luoghi, onde c'è poesia de meda tempo, si è organizzata e tutto canto, concorso, ma abbiamo avuto la possibilità di ospitare un altro artista che sa raccontare la storia di un poeta, questa trasmissione nostra, chi sta appassionato e chi da Sighi Donia Gira, d'uscire. Andauso in giro in Sardegna, a Ciccai, a conoscere meglio sul mondo dei concorsi, che succede, che è questo movimento bello che c'è in Sardegna, ma poi si stentava poco poco per conoscere meglio uno dei mannu poeti del 1726 e poi pure un deus attenni uno dei Portumanno. Ma intanto si mi ha da piacere subito salutare Anna Cristina Serra, sa presentatore, sa poeta, grazie per il suo lavoro che si fendi e poi questo atto più nuovo. Grazie a tu e Ottavio, saluto a tutti e tanto come ti vorrei stare, se un lompio a metà di cammino, un pago di bruso e posso dire medas particolaridades di questo premio letterario che si ho fatto conoscere a oggi. E in sappiamo che si attende questo merivuro e si avere e si conosce meglio dos premi letterari importanti e si fuori con chi dus fai, con chi dus vivi e con chi dus vinci pure. È bello, poi è vero, noi scetti che organizza e c'è questa palasa di ognuno di questi premi, ma poi si conosci bene i poeti e tutto, che come tu, Anna Cristina, tu sei sempre in giuria e tutto canto, ma ne ha vinto un montone di concorsi, dunque poi pensa a donare una mano di aiuto a chi ne organizza e tutto. Dunque, e chi ne punti i ospiti di oggi? E dunque questo tocca da tu, Anna Cristina. Tanto cominciamo a salutare a Gisella Vacca, che torna a Zagattai, di 80 ospiti questa puntata passata, e oggi ha fatto un altro regalo di essere una con noi e Sinasa chi ne è oggi da compagna, da suo poeta, che oggi da compagna, da questo è su spuntonello de sa poesia e del suo poeta del suo tempo passato, perché sa poesia non c'è già tempo, è sempre via. Potevo fare una cosa, aspetta, ma voglio lasciare poco di tempo, non è ma voglio una chi è su poeta che oggi sarà portato Gisella, dunque se non era un nulla, non era che dopo tornare grazie a tu, i poeta si gira passare per stare con noi, si ha portato un poeta a mano e poi non era un nulla e lo sapete che succede a metà di questa trasmissione. Una sorpresa. Una sorpresa, adesso una sorpresa agli spettatori nostri. Tanto si intende usare, e tanto come si che uso con la presentata di costumeria, salutiamo a Gianfranco Garruccio, che è di Tempio e che oggi è in noi, come commenti vincitori del suo premio De Ossi, quanto sia da vincitori frisco di un altro premio, che mi pare che sia Lungoni, che ha vinto ai zero, ma insomma Gianfranco commenti si muove, acciappa in ogni luogo, perché è un poeta manno, infatti più che porta in mano la sua ultima pubblicazione, che è Dulci, ma non c'è una pubblicata quattro pure, in Chilca dell'Assento, mi lamento, e poi qualche altra pubblicazione non c'è di poesia, Gianfranco, insomma, è un altro di questi poeti che
che percorri di meda strettos. E poi io a contare, dopo se dovete contare, io mi sono spantato meno, quando puligio tutto il premio che ha vinto, ma non è possibile, una cosa è. Dunque da Diaderos, bravo Diaderos, però di chi stanno dopo, andavo a sapere Califunti, questo premio, non scetti in Sardegna mi pare, no. In altro luogo pure. Su Premio Ozieri due volte, su Premio Romangia, insomma, no, c'è dai meda denai. A Reggio Calabria, ma sì. Si dà da contare, sono in Castigliao sa scheda cosa sua, di adesso una cosa di spanto. Teneo con nosu? Teneo con nosu a Domitilla Mannu, che è una mantiosa, una studiosa, una vizza e mamma di Salimba Sarda, vos impegno che Domitilla pone in su contivigio di Salimba, vinza si scerendindi nella volta a espartisi che ho in combattias, ecco, è presidente di un assozio importante per non smentigare, voi da Naisa i tecchi non si deve smentigare, e finza sei autore e presentatore in radio del programma Salimba Sarda, lettora di poesia, giurata in Medas Premius, su premio di Tempio, su premio Porticali, in altri premius, e su premio di Milano Puro, che è tipo torrai a movi, mo spassos, insomma, che si firmava un po' un vago. Accostau, teneus su, cominciaus con su premio de Ossi, teneus a suo sindaco Pasquale Lobino, che sa da raccontare, vinse dei commenti, è organizzato questo premio, insomma, che ha questa particolarità. E finza a chi è intitolato, Andrea Cucca, che nanta che è su maestro del Raimundo Viras, forse che ha ancora menescimento lo tenedi. Accostau su professore Francisco Casula, che è su presidente del premio de Desulo, di Ollolai, e su autori di opere importanti, se per quanto riguarda la letteratura e la lingua sarda, e su un guerratori forti o salimba e poi difendi schivunti giustamente i diretto chi deneus. E poi a sa trovati 2 anni con la Loi, ho fatto una rima volontaria che è su poeta che denci deneus di ogni puntata, e su a sa capo di questa puntata è stata rotta che in un momento male si contau con i versus is reginis de Salimba e oi seu curiosos de scire i tanta ciappa di tutto questo. Questa puntata di oggi. Dunque, noi entriamo a conoscere meglio come tornavo in premio. Mi fa piacere subito dare grazie a Francesco Casula, poi esso ha fatto, a proposito del impegno in Salimba Sarda e tutto canto, proprio in televisione nostra ha fatto un scanto puntata dell'impiria, dunque che punta andata proprio tentiu pregio umano i spettatori a seguire i consigli tuoi, le trasmissioni tue, e dunque grazie a Diaderos per tutto quello che fai e che ha fatto con il nostro settore. E entrato subito a Ossi, poi da lui andavo sul premio letterario e noi abbiamo fatto pure una bella antologia che pone impari tutta la storia di questo premio. Cominciamo a contare i testi del suo premio intitolato a Antonio Andrea Cucca. S'antologia del suo premio di poesia sarda nasce su 1974 da un'idea di Giacomo Resu, presidente del Saprolocco. Fu sindaco Ciano Monte e assessore alla cultura Vittorio Cau. In questo anno non vi fu medas premios di poesia in lingua sarda. Culto è nasciuto con la prima edizione sul 1975 e ha seguito fino ai Como, che sono 39 anni. E su 2024 abbiamo a festeggiare i 40 anni. È intitolato originariamente ad Antonio Andrea Cucca, suo poeta eloquente, che è nato in un mulino del Valle di Rio Mascari sul 1870 e campato fino sul 1945. Con una sollecitazione di Nicola Tanda, che è professore ordinario dell'Università delle Tattari,
l'abbiamo intitolato Buru dai 3 anni a Como a Pedro Muresu, che è un manno poeta ossesu, su comune ha pubblicato l'opera Omnia, con tutta la poesia di una vita. Quindi è un premio che ha 2 sezioni, se ne eravamo noi. Una di poesia a Bolu, che noi bisogna a Garasa, a Santiga, bella questa. e una parte invece di poesia di Taulino, che è questa che abbiamo pubblicato in questa antologia del 2019. Ma sì, questa organizzazione proprio del suo comune o c'è un assozio, come funziona? Su comune compare con Saprolocco. Con Saprolocco, organizzava esatto. E a onde fate questa gara poetica, quando partecipano, a onde si organizza? In piazza o a intro su comune? Questa gara si fa in una piazza antica di Ossi, Santa Rughe, ed è una gara a Santiga. A Santiga. Su premio invece di poesia di Taulino, belle su regolamento, arrivino a suo componimento e da poi venire premiato dai giuri. Ci punti sezioni, si fiannendi, canto punti sezioni, 2, no? Una di poesia a Bolu. La sezione rima e che na rima. Rima e che na rima. Di poesia di Taulino. Dai anni passati è una sezione unica. E su tempo, su quando è che ti organizzati, in quali mesi, come ti funziona? Su bando lo facciamo in Berà. E la premiazione in... Sempre in Attunzo io. Bene. E dunque, in questo premio hai fatto tutta questa pubblicazione, già ai 40 anni, sei traballando con i gusti. Ma come in testi, che voi fate conosci ai poeti, se partecipare, come te sul movimento, pubblicizzai, mandai vostro su invito, come ti funziona? Convidai vostro poeti o arrivano a commenti? Come te questa organizzazione di questo premio? Sì, si fa che un bando e vieni inviato a tutto questo che abbiamo indirizzare tutto. Bene. Invece in Desolo su premio dedicato a Antioco Gasula, Montanaro, come ti funziona? Come questa organizzazione? Tu sei presidente della giuria, no? Io sono presidente della giuria da 3 anni e anno vestiamo la 31esima edizione del suo premio. È organizzato dall'amministrazione comunale, ma aveva su contributo umano del suo nipote di Montanaro, Giancarlo Casula. Aveva 3 sezioni di poesia, 3 sezioni, una di poesia in sardo. Però possono partecipare per Albator namus limbas alloglotas gadduresu, sassaresu, tabarchinu e catalano. Poi c'è la seconda sezione in prosa, contos di cada tipo. C'è una terza sezione dedicata a sa variante o sull'imbazzo desulesu. Questa è una cosa interessante. Bella, questa cosa interessante. E dai 31 anni opera e sono partecipanti sono sempre in plus. Quanto punti o quanto viene? Unos 100 partecipanti. La novità di questi ultimi anni è che contano in prosa e cantano in poesia sempre più problemi di oggi, di attualità. Sos annos olao, su prusu cantavano namu su tempo scolau, con nostalgia, las tradiziones. Dae os annos insistono prusu a legare, a cantare o contare vionando l'attualità, la guerra, l'inquinamento, l'emigrazione. Questa cosa a me mi pare di importo umano. A narrare in lingua sarda non possiamo solo contare o cantare la tradizione, ma per i succede oggi. Dove succede proprio cosa in suo premio De Ossi? C'è meno attualità o ancora il tema più classico? Come in testi? Bada attualità e se uno
abbaida da s'antologia di su premiu, che insomma, fa da 20 che vanno de premiu, de poesia. S'abbizza pure de commente sono cambiato sul tema, in su tempo, che è importante pure abide culto, no? Chi è che dire che cosa di più della poesia, s'antologia che ha fatto con grande impegno su premio De Ossi, è una cosa di importo questa. Domitilla, sagata da questo libro o tocca da domandare a suo comune? A domandare a suo tocca da domandare a premio. Sì. Finende, scusa. Fionende che sa poesia è scambiante però in buono, si modernizzende, brutte medas adesso che ha fatto parte della giuria Zanaro, hanno dato pure un indicco, no? La poesia salda, come tutta la poesia delle altre nazioni e delle altre stati, no? Si deve confrontare. La cultura e l'imparo è sempre pari. Se non lo confrontiamo però con gli altri, non cresciamo. Dunque, le sue poete sono diventate pure più per su che mi pare da me, più curiose pure di conoscere la poesia de attere, devora della Sardegna, e tutta fatta in maniera che si siano abbizzati, che deviano pure essere, no? Da questa preferenza che hanno processo il tema, che viene più su un vago come di munare bucolico, no? Vero francese, lei accordo con me, bucolico, fini troppo. E invece è proprio questa tendenza sul rinnovamento. La poesia che noi abbiamo premiato, abbiamo questo autore che non l'ha da leggere, leggese con sapere, questo premiato a canno, no? Ecco. È un tema, per esempio, gusto di questa poesia che potete leggere, che noi si è affrontato meglio dai poeti. Pare come te che beppe di un'epessia non di dimoria, ma di un po' di pudore, di affrontare questa poesia, un tema in cui si vede pure di un atto amoroso, ecco, come te a intendere questa poesia. Dunque, credo che su premio De Ossi, in su pagusò o in su tempo suo, ha dato un contributo umano alla cultura, al movimento. Non lo dobbiamo dimenticare, in su premio De Ossi ha dato giurato di imposto, ha dato su poete Pedro Mureso, antessi, che con tutto che vedono un poeta a bolo, però il sicuro da voi ha scritto a tavolino e ha scritto bene e devono essere in una certa maniera pure impegnata in suo problema sociale e gare. Da fatto parte Ignazio Di Logo, mi piace di aumentare a qualcuno dei so che non bisogna più. Ma è giusto, certo. Da fatto parte Nicola Tanda, Tonino Mario Rubatto, che ha avuto l'onore di essere in giuria con Issos, e ho bisogno dai suoi Battoldi in questo premio. Però lo so che io innanzi, che devo essendo una attivista sul movimento Salimba Salda, essendo pure appassionata di poesia da sempre, da quando ho cominciato a fare radiofonia in Tattari dal 79 fino al 76, questo è un tempo pure caldo, per altro motivo. La guerra per la lingua l'ho sempre intesa, e dunque la guerra per la lingua, però la poesia che ha dato meda a lingua salda, non dico così, Francisco ed è accordo sopra il culto, sa poesia in questo 40-50 anni, si sono affermato sul premio letterario, ha dato meda a Susaldo come in limba. Perché a me mi pare che vinse sono scrittori in saldo, hanno vinse, come ti si narra, leato dalla limba poetica, però l'impreare voi in sa prosa, però forse mi sono allungato troppo. No, anda bene, questo è un argomento che si piace di ascoltare. Ma andiamo con intendi a Anna Cristina, proprio a pizzo di questa cosa di importo.
che i poeti in 30-40 anni su dei concorsi e tutto tanto anti proprio fotografavo i tempos e dunque se santi portavo dei temi antichi, bucolici e tutto tanto, a pizze immigrazioni, a pizze amore, oggi cose più pratiche e chi conoscevo bene. È una maniera questa forse di arrivare a gente di oggi. Poi si continua a questionare dei temi e delle cose antiche che la gente non comprende e non conosce. Commenti succede, io do un esempio, commenti succede in certo cantus sardus, dei cantatori che continuano a contare i cantus con temi che i giovani non comprendono. E tocca da aggiornare invece, tocca a mantenere questa tradizione, ma a questionare la lingua dei gente, poi si va a comprendere. E questa è una cosa di importante, mi pare, no? a controllare che sta succedendo in Sardegna, grazie ai poeti. È stato importante me su che hanno Domitilla, poiché la poesia non c'è a donare un'impetta a volte per la lingua, ma da donare sa mellus imperta, poiché non si deve scaresce che la poesia in ogni lingua è la parte più bella della lingua. E dunque tiene di vincere è un altro modo di sivonne a chi ne da scurta, a chi ne da ligidi. Pocanto invece per tocca su confronto dei poeti sardos e delle poetesse sardas con gli altri poeti del suo mondo, è importante che s'adovinti in noi, ma è finza importante che i poeti sardos andino a inni. Canciate un vago questa abitudine, traghetti sempre in entrata e mai in bessida. Poi la poesia in lingua sarda tiene di denai meda a sa poesia sul mondo e non si può confrontare noi, cioè non deve tenere sempre altri a noi, a sinai come si venti cose, che anche una volta deve andare in sicuro. E su confronto non deve essere a parri mio improntato, imprentato sempre in noi. Poi a gusto si va in meda. No, deve essere vincere e che si anche anche una volta traghetti in uscita e che arrivi a questione della poesia. Dessa poesia in lingua sarda, a me non mi piace manca la poesia sarda, perché la poesia sarda è questa tradizionale che rispetta certi moduli. La poesia in lingua sarda, poesia come tutta l'altra lingua del suo mondo, che conta da come ti orientano il professor Casula e Domitilla, e poi che usa intendi questa poesia di Gianfranco Garrucciu, che contano i problemi che si vivono in noi. E dunque è importante, ecco, sa oggi su poeta, ma da volta è finza se sa oggi di che ne voglio non tenere. Gianfranco Garrucciu, ma quando sei, io a Polligio, a Reggio Calabria, che ha vinto un premio internazionale, commente questa cosa? A fora della Sardegna, commente sul serio? Reggio Calabria è un premio che fa ogni anno. È abbalto a tutte le lingaglie, compreso quindi ancora Luca Dureso, ed io ho partecipato in un paio di occasioni e una volta gli ho ancora vinto. Ma come sia in Gadureso? In Gadureso, sì. Credo che vi sia qualche saldo, penso vi sia Antonio Rossi, un poeta di Bilchida, che è uno dei giurati di chissà commissione, e quindi lo saldo riesce a entrare particolarmente ancora, perché io non so che l'unico è vinto in Reggio Calabria, vinto Giovanni Piga, insomma hanno vinto tanti poeti bravi che ci sono in Sardegna. E quindi ero dicendo, era importante quello che era dicendo Anna Cristina, perché noi abbiamo la possibilità di confrontarci con quale fuori ancora, perché se noi ci vogliamo chiusi lo stazzo, come diceva qualcuno, non andiamo a luogo, continuiamo a rimuginare sempre la stessa musica, che poi alla fine ci stona, dobbiamo cominciare a vedere un mondo diverso con la poesia, un mondo nuovo, forse come diceva il professor Casula, con i problemi d'oggi, no? Con questi problemi che c'è una linea, ci sigano ogni giorno, ecco, ci pone in fatto quasi ogni giorno. Ecco, secondo me dovremmo seguire questo cammino. Lo premio Dossi ha penso, messo per esempio un punto particolare, ha ridotto a una sezione le due sezioni che verranno prima, cioè la rima e lo verso libero.
Questo permette ancora di mettere a confronto le due cose, la rima e lo verso libero, e si vede ancora quanto può valere l'una e l'altra, perché ancora, per esempio, la rima ha necessità di aggiornarsi piuttosto che ripetere sempre le cose, un po' come se noi mi ponesse a scrivere, non lo so, come scrive Don Baigno, magari non si è riuscito, no? Però voglio dire. Ma Don Baigno è il poeta Stilo Sticchini, che Ottavio è innamorato di Don Baigno. È innamorato di Don Baigno. Ma d'altronde come si fa? Io sono nato con Don Baigno, quindi... Anzi, posso dire che stasera che bene ritornavo agli spettatori nostri e uso a contai e Don Baigno, dunque se non potevi mancare, per me sono poeta brutto, bene umano, ma per me, non... E poi tornavo, volevamo uscire una cosa a pizzo su premio de Ossi, poi azionavo de Antonio Andrea Cucca e Satro poeta Manno. Si va, ci canto qualcosa de Brusu, cos'altro d'uso, a pizzo di questo due poeti, sacando Continaccio, di tutto antipato, e fatto una pubblicazione, un'opera omnia, dunque se c'è di adere sono un montone di cose. Contai si pago di cose, poi conosci meglio su questo due poeta sosseso. Poi seguire esa regione che mi fa attendere, sopra su tema che un poeta può trattare, che non deve essere solo serrato in lustazzi. Bella questa. Io bolleggio un'usonetta di Pedro Muresi che tratta di un tema universale. Campanas de Aprile. Sonana sa campana de Aprile, pro ischidare su sonno profondo, da esalto e s'eterno campanile, che ogni scossa si intende in fondo, e su mistero. A su sono gentile move su fenomeno fecundo, ogni anno la si intendo a manzanile, a bezzende sosoios a su mondo. Beltitabilde compari sa flora, in sinus a piantas in fiore, sun de mama de sa mama prolificadora. Tanto si muove tutto suo congegnoso, con ordine, sa forza e s'amore, anima che dà motto a sotterregnoso. Culto è una cosa universale della vita umana, no? Su mistero, certo. della natura fecunda, del suo ciclo, della vita è tutto. Dessa vita. Questa vita è tutto. Un attimo distico, che in saldo. A oggi a sole. A oggi a sole, da una chiusura, è lacerata una lacrima mia. A izzu de antica sumidura, fala da un ubizzu de roccaia. Questa è poesia de Sommannoso. Questa poesia assa. Sommanno vediamo loca però, Ma infatti, Sommanno. ma di fatti è gai, su Vuede su poeta, non hai pensato se può cerimoniare poeta manus italiano. Per chi non torre di tempo passato, per chi non torre di tempo palduto. Torna altra volta, cioè stiamo parlando, stiamo parlando di temi, insomma, di un certo modo. Universali, certo. Li poeti manni. Se fu dentro di poeta manus e di poesia manus, poetas non tutto, non sempre, perché tanto siamo manus va in poesia manus. A proposito de Duncas, de poesia, dunque devo volli ascoltare questa poesia che hanno a proposito de suo tempo nostro. E dunque si deve ascoltare questo bello limbaggio contemporaneo, potevo dire. Io non ho arreccato due di poesia, ho arreccato l'ultimo premio, l'ultimo e lo penultimo. No? Tranquillità, però se volete meglio. Tutti e due tu l'hai detto, non hai vinto su penultimo e sull'ultimo. No, l'ultimo che ho vinto io, che penso nel 2019 mi pare. Tanto la poesia è intitolata L'attimo risolto. E aria pensato che calendo l'umbri della notte, dopo di chi stasera, mi sarebbe gattato solo il lumeletto. E invece, in ultimera, affultosi in ulta, e a lume petto affagnata te sei ed io a te, in che si stanti brei che la passione prezzedi. Tanto
lei la catecurrili mani toi, e l'alligiassi lei d'una mantica nosa a primacchitto, chi lo zurdoni e la carri, pesa il ritto, e abri dicciosa a campi luciti di laurà e a carigni dolci e più funguti. Ed era ognoco così la fantasia, in non corrissi di maggine, di zoni e di nuschi conosciuti, un diavale più noccaglia, la terra luccica d'umori, umida di zainaglia, è venuta poi, amabili promessa, a sonnea un'albata, che via pronta e missa. E tanto è come un fiorissi di ieminoi, illi tunchi e illi crami, affuati e abblandati, pultati dalla fame di limpido, caccendimi di fuochi, e aprin gli anni di luceli all'attimo risolto. Mi pare così di tocca lo paradiso, e in chi s'acciso tutto diventa ogio e meli, finza chi la nai è in polto. Poi, all'improvviso, calano gli eli. E cambiò me da su tempo de su poeta de Bonorva, de su chi cantai da piccio de sas feminas, ecco, è un tempo Gloria Galana, Gloria Hermosa, Go Bella Columba Bella, e Don Baigno pure, che Don Baigno fu finse predi e si depiodo un vago, insomma, invece no, cantata feminas, insomma, Don Baigno, però in una maniera arcadica, romantica, ecco, questa poesia di Gianfranco, se vai a vedere vince commenti un poeta bidi oi, un poeta commenti a isso, bidoi s'amori con una femmina, e cali vince se affronzudengia da con una femmina, quindi è una poesia differente meda, è una poesia che insomma che osa, Mareuso, vince anche immagini forti, ma belle, adesso amori, chiesti, senza nessuna bregungia, no? Esiste questo amore, con questa delicatezza che impera da questa delicatezza, certo, giusta, del suo poeta, proprio. Del suo poeta. Tanto per pattorrare la lingua, sì. Che è una lingua dolce. Su professori, adesso, quando organizzai questo premio, duvadesi in pari occasioni tra manifestazioni tipo sì. La montagna produce o i tradotto cessi, s'avvesta del Susanto Amparadori, cioè, no, quando organizzare? Salmattessi ardierde la montagna produce. Difatti c'è sempre sa prima ardierde Sant'Andria o annuer da esunu a su imbe de Sant'Andria appunto. Io riaggiungo però una cosa importante, sopra Zumeledu che viamus narende, i seur de su desidea de cantare o de contare, non scetti su tempo scolau, ma per l'attualità, secondo me ne vesto un'idea. I Salim Basarda è scappassa de narre tutto. E non solo la Sardegna bella e galana, la nostalgia del suo tempo scolare. Poi testi importanti questo. Fino a oggi me da spessavano i usardo via di una lingua agropastorale e dunque se non podia da contare e cantare sa città, via di una lingua adatta solo per narrare certe cose no atteras, che non tenia la capacità, non tenia le parole adatte. Questo, secondo me, è una tontezza, è una macchina. La lingua sarda è capace di trattare, di allegare quale sia questione. Colà e de oggi, dello stazzo e del suo mondo, che è una lingua aperta, libera, come tutte le lingue del suo mondo.
come nella natura d'ogni Dante, una lingua normale. Normale. Una lingua normale. Giusto. Zatera osa, pur usta è una tendenza po' conto meu de importu, io isos poetes sono imparando a impreare una grafia non amusu identica e standardizzata unica, però sempre prusu è una corretta, che vi usa tendenza su tempo solau di scrivere cada uno a sa moda sua. E poi abbiamo scoperto che questa moda non manco di una vita, o di un singolo poeta. Oggi invece, i poeti scrivono di utilizzare, di impreare una grafia, una scrittura, su più possibile naramo non omogenea di su tutto, però sia un presa dai tutto. Ma su bambini cusso. Ah, giusto deve essere su Amino. Se io mi pongo a scrivere una poesia oppure una prosa, namus a solo laesa, a ie o u, non mi comprendemos. E a ie o u, a po conto meu, non sono i parole, sono i sonoso. E noi dobbiamo cominciare a scrivere parole, non sonoso. E dunque, se io antiscrivo, non scrivo a ie o u, non si può scrivere. Scrivo vaghi de vogo. Usto era narrare un traitore della lingua de Ollollai. No, sigo a narrare a io o u antallego, ma scrivo una grafia e tutti i sardos possono comprendere. Questa cosa sta andando da innanzi e credo che sia una cosa positiva e credo che non sia oltre os allegazzor de cada vita, sia oltre l'idea che si possa scrivere in mille modi. Si deve scrivere il più possibile in un modo. A sa lingua sarda è stuna. Sar variantes non che narrare sia una divisione, e narrare i sar variantes deppene per toccare mescamente zoralità e non scrittura. Tiene da ragione, infatti, cosa... su professori e giusto. tocca da tornare in merito a Sure Miozieri che ha cominciato proprio su che su Adonai questa regola pagus pitticas, ma chi poetas che punti crescius con sozieri, penso come te Gianfranco Garruccio, come te Atrus, e usighio questa regola e poi da seus come ternai affirmadas con le regole che hanno la lingua sarda una di scrittura, voi tenete ragione, ognuno da come ti faccio a scrivere su sono mio da Santo Asiri, non lo posso scrivere, scrivo L, poi quando cristiano, no, quindi è importante meta dunque su che hanno su professore torrao grazie a Sozieri che primo con su professore Antoni Sanna, grande linguista, ha compreso che furia da un modo che sardo su 60 a un uso è Santa Tobia tutto zappari va danni una lingua che sta lingua è stuna tutta Rosannai e si fa piacere a comprazzire con i ospiti che ci deneos. Dunque, se sei seguito, da quando ho cominciato questa puntata di oggi, intendo che non ne ho presentato su poeta di questa gira. Questa trasmissione nostra, questa puntata con desetti, dunque se seguito esatta da docchiesi, e ogni gira questionato, cercato di comprendere, succede, grazie ai premi, alle occasioni, ai concorsi e tutto tanto, ma ascoltavo e conoscevo meglio uno dei poeti Mannus. Questa gira passata ci viene con noi Gisella Vacca, è tornata questa gira, e dunque a essa domandavo, ma qual è su poeta e sa poesia che si porta a voi? Fiera e ruzza, in mezzo a sos castanzos, seculares, se sposta obida mia. E dunque da Montanaro, che conta desolo. Antioco Casula, prus onnottu omente Montanaru, nasciu su 1878 in Desulu, in uve spuru mortu su 1957. Una vita longa, po sos tempos, belle 80 anni.
Su prusu dedicaus a sa poesia, a sa famiglia e a sa scuola. Chizu de unu butteeri lo mandano a studiare alla Nusei, a Casteddu, però a sossegannoso, lasa sos studioso e a degheotto si canda da carabinieri, o mente su Biinu de Vidda e contemporaneo Pepino Mereu. Proprio dei carabinieri comincia a mandare poesia a un giornale, la Piccola Rivista, e si firmava proprio uno carabinieri. Appustisi de pau tempus, grazie a s'interessamento del suo direttore dessa rivista, Ranieri Ugo, essi di Bogues de Barbagia, un libro un totus sas poesias e Montanaro avia descritto in giovantude. Un libro meda appreziato de sos criticos de su tempus e pure da Grazia Deledda e Sebastiano Satta. Incorazziu, po sa sorte de ustu primo libro, Montanaro lascia sa vita de carabinieri, puite, naia dissu, non tenia tempo manco po leggere. E torna da studiare, hinzas a che diventare maestro de scuola. A questo punto, badanza tempo su po leggere, po iscriere, e pure po si impegnare in una battaglia po caere a mettire sa lingua sarda in sa scolas. Montanaro affermava da is insegnamento de sa lingua sarda in tottu sa scolas non este solo uno bisonzo psicologico de sor maestroso, ma este s'unica manera po esse sardo saberu. Su dever de sor maestroso este innanzitutto guiare sos alunnos a conoscere su mondo iteren a curriu impreando sa lingua materna, una lingua viva, poi tenassidi direttamente dal su oro de sa gente. In su 1922 essi di su secondo libro, Cánticos de Nargentu. Grazie a questo libro este considerato uno de sos poetas prurmannu de Sardigna e sas poesias suas sunisi traduidas in francese, in tedesco e in inglesu. Andos appustisi essini aterordor libros, sos cantos de sa solitudine e salantia. A sa fine de su fascismu si iscrive a su partido sardu, sperando de un vincere a sos frades sardos a sas ideas in pizzu de una Sardigna libera e indipendente. Lo mutina è parte de sa giuria de su concorso nazionale de poesia dialettale e entra in trattamento un Giuseppe Ungaretti, che fu su presidente, e sempre in questa occasione onnose da Pierpaolo Pasolini e ad apprezzare meda s'arte poetica de Montanaro. In sa vita longa e attentu, Montanaro ha pattiu puru medar dolore mannoso, ha soffriu mescamente sa morte de tres fizos e de sa prima muzzere, e tutto ustu dolore est intrau un dullura in sa poesia sua, parisi a sar miradas profundas cara solo suo, a sos paesaggios, a sa natura, a carchi figura de inghiriu e a sos ammentos de pizzinnia e giovantude. E ti ha portato le poesie di Montanaro? Ho battuto due poesie, una di una medas poeta si domanda nei test sa poesia, pure Montanaro. I te sa poesia. E s'allontana bell'immagine vida e non toccada, un vano di sizzu, una mirada, un raggio e sole sa ventana, uno sono improvviso de campana, sas armonias d'una serenata, o sa oghe penosa e disperata de suentu ti rende a tramontana. I te sa poesia, su dolore, sa gioia, su tribaglio, si speru, sa oghe de suentu e de su mare. Sa poesia è stottu, si s'amore nos anima cu d'impetu sincero e nos faghe con s'anima cantare. Grazie Gisella. Grazie Gisella. Torrao dopo però, questa seconda poesia, prima di serrare questa puntata che ascoltai. E poi torrao a Ossi. No, ci arrivavo subito, ma voglio dire proprio una cosa a pizzo della partecipazione dei poetas. Ci fu giovaneddus, come queste edadi, di cose che partecipano, s'arrennesce da coinvolgi spiccioccheddus, si scola, come funziona questo argomento, come ti trattai? La questione della partecipazione dei suoi episodi mi pare devo narrare che se non sono guiati dai mastras,
a Sasola non partecipano a sui premi, oppure sui pagos che scrivono, a Sasola gai no, ma si sono guiati dai mastras, che a dolomano nostro però, se mastras lo vagano a insinzare saldo e gai, lo vagano per volontà dei soro, non che vada una politica linguistica che è resessida dalle regioni a che buone risultati in scuola, su che ci sia, da 3 ore, 2 ore, non si pare che non si biga da arrivare a questa cosa. Dunque, se pensate, sai come, si impara de susardo in sasi scuola e si è stato per questo motivo. E qualche cosa ha fatto pure il progetto regionale, ma che però sono progetti che sono 3 mesi, 4 mesi, dunque possono pagare pago. Però posso contare di esperienze positive. Deo in sozio mio che ho trovato in antisi Anna Cristina, che si naraia perché l'ha moltancato 3 anni come, perché noi abbiamo sozios giovani che vogliono lavorare. Mi do le suore a lunare per essere realtà. Non siamo resessidos per subito il femminas a far interessare a suo lavoro culturale, a sa manizzu de attobios, de presentata al deliberos, de lezione dell'imbasalda, a si interessare a fare sa parte nostra, di organizzare queste cose. No? Però posso narrare una cosa, intanto al bidda va pure gente, per subire altre del cola in pensione, gai, in parza bidda, vinza anni, si trasano come bivini, queste esperienze positive, che indirizzaiano, noi così si indirizzaiamo proprio sul pizzino sai scrivere poesia, battista che partecipaiano a sus premio de poesia, a spisellos. A proprio su viaghere, su social, di adattare 13 di questo spisello, che mi è capitato di premiare Deo in Sassuzzi, per noi facciamo un premio letterario prosso il pizzino di scuola e s'obbligo e basta. Qualcuno non era, ma è troppo limitato. No, noi lo vorremmo fare e via bruissos. E partecipaiano come vionende sul pizzino che con sa buona volontà dei suoi insegnanti, dei mastras, professori, facevano saldo Nicola. Bene, in su social dopo trattato 13, no, del pizzino, che si a scrivere, ma andato però non partecipavamo una cosa premio, perché bisogna tutto questo bravo, tanto a noi, se non scriviamo noi, no? E io lì naro, no, ma partecipate. E però i che scrivono e pubblicano in social. È uno segnale minoreddo, però per narrare che questa cosa andrà bene alla vagare. Certo. Si saldo imparato, in scuola, che adesso 3 ore a guida, non dico si balta, però questi insegnanti hanno movido qualche cosa a introdurre il pizzino, che non fini di fare saldo, non fare idea su saldo, ma lo comprendiano. E questa è già una base buona di partenza. Mi piace di narrare questa cosa, però non penso che anche la regione o in altri idee, ho trovato che sono pare con me, che sono giuria in Ossi, che sono il presidente Vincenzo Occanno Giovanni Viore, uno adesso il mezzo poeta che amo, vogliamo pure narrare che non avere una duda. Poi abbiamo su Bonaria Mazzone, che è scrittora, poi abbiamo a Giuseppe Tirotto, del Dusaldo, e poi abbiamo su a Salvatore Urgeghe de Sennaro, che vi dà il corale de Tonino Rubatto e dell'imparato in saggiuria. E se tutti crita, ne fa parte dei suoi amici Bartoldi, con me da viaggiare devo narrare. E come era traballo, un impegno umano. È un impegno viaggeroso, però viaggiare. Francesco. Su Iannau Gisella Vacca, giustamente, i Pierpaolo Pasolini, esti stau, paris un Antonio Scanu, Rafa Garzia, uno i vantana prusu a Montanaro. E addirittura in un volumone grosso, intitolato Letteratura dialettale,
tanto si navagai. Iscrivere i soprummanno poeta sardo è proprio Montanaro. E dunque, tocca da mentare un'altra cosa pure. I Montanaro vince sul primo premio di poesia dialettale su concorso nazionale e vince e più pure per Paolo Pasolini iscria purissimo in dialetto friulano. Uno può pensare se ne dà Pasolini e allega male del Montanaro, invece no, sicuramente Pasolini è una persona del Gabale, ha bantato Montanaro proprio a pustisi. Io aveva perduto e Montanaro aveva vinto. Questa cosa da ammentare è una cosa bella. Una cosa bella. Pro onore dei Pasolini e pro onore a Pasolini e a Montanaro. Francesco, ma voglio domandare una cosa. Non mi ti là a Remonausa giuria. Tu hai citato presiedi una giuria. Chi ne punti giurato? Dunque, veste, pari su mene, suo nipote Giancarlo Casula. Antonello Zanda, Sacinette e Casarda. Ieste de Desulo, ecco, proite, forse la nase, però pure un po' usso. Poi veste Liori, Antonangelo Liori. Poi veste Maria Antonietta Piga. Ah, sì. Non si spiega. Sardegna, no, TCS. TCS, sì. TCS e Telesardegna. E Telesardegna. Poi vesto un nuovo in momenti tesinata a essere la prima volta anno. Gusto solo. Beh, una bella giuria. A Susindico domando, ma in rete, internet, ponesi tutte cose adesso premio, vadesi, tenesi uno social media manager, come ti funziona? Abbiamo fatto un CD. Bene. Come su CD è superato. Mo su tempo passato. Però l'abbiamo fatto. In computer non c'è manco questa possibilità di ponni su CD, non fai pruso. Abbiamo fatto un esperimento. S'hanno passato a sta gara, noi su 2022, cioè, questa gara di Santa Rughe, vi furono due giovani rapper che hanno fatto un rap in sardo. Sì, sì. Abbiamo provato. Sì. Sa cosa bella, Calette, che se noi faiamo su uno giovane e gli domandiamo se si conosce sa gara, è possibile che non dica nulla. Però, di sicuro conosce su rap, sono rapper. Certo. Ora, te va che uno cantante rap, con suo microfono, improvvisa in suo momento, in rima, no? Sa idea sua, che rende con un attero. Ora, su rap, il teatro è diverso da una gara poetica che va ad Antonio Andrea Cucca, proprio di narrare. Se uno conosce la storia, è l'abilità che bicchiere a improvvisare in un momento 8 rima, sa rima sa de 11 sillabi, bicchiere bravura meta. Certo. E so giovane, magari conoscono sul rap e non erano cante bravo, e noi chi Antonio Andrea Cucca compare con, si può leggere. Certo, commente no. Un'ottava. Secondo su criterio e sa giuria, crene in cupeddu un lucido altro, in tellone potente poesia, s'eleganzia su genio in pirastru, s'eloquenzia in Antonandria, in contenes artista e verumastru, farina pro satiras geniales, morette po profundos ideales. Sì, sì. So 7 più manno poetas dessa prima metà del suo novecento. Un rapper si di a conoscere sa garas de culto 7 manno poetas e sa mattessi cosa. Però so giovane non hanno su collegamento tra queste due cose. Ultimamente in mera di queste però comparazioni, sì, pubblico con su canto a tenore, o canto passato in Vizi,
hanno fatto una die dedicata proprio tutta sul rap, hanno invitato tutti i giovani a partecipare, e poi sa di dopo hanno fatto invece su canto a tenore, e poi sa poesia di improvvisazione. Dunque è vero, se questo è un tratto che tocca a fare bene, poi è un modo per accostare meglio i giovani, accostarti in mano a questa poesia di improvvisata. Qualcuno ha fatto vincere su confronto tra un rapper, ha fatto un santo sparau, tra un rapper e un cantatore improvvisadore, che ha anche una differenza dove sì, però che magari il rapper tiene questa pazienza di coltivare questa lingua e di studiare, di studiare questa storia di questa gara, poi non funti a commenti si vanno in TV, quindi c'è anche una differenza dove è. Però è una proposta, insomma, che è da fare bene ai giovani e da fare bene a questa poesia che è stata rinnovata. Solo che questi esperimenti sono esperimenti sparsi, non hanno un filo continuo. No. Spero su moi che commenti più bene, spero che de moi innanti si possa da essere. No, ma si essere un'organizzazione di essere incentivati queste cose, sarebbe, cioè, non ho, dire in italiano, non ho plus ultra, cioè la cosa più bella sarebbe di non avere le spalti così perché si può dare paldi tutte queste idee. Però è importante che ho cominciato, i nostri dantivati, gli inizi dantivati, spero che continui a irci. Ma poi ma in Castello musa se terra, sapeva. Quindi qualcuno di questo esperimento, una dauso. No, ma poi i giovani si organizzano, pensa se poi si fatto un soro, dove vai in vinza se può conto un soro, e le sprage a dove vai. Santo Sperado, fuori da Giuseppe Porcu, Dergoli, e che non mi ammento male su Maestro Alessio Mura, che su improvvisa da Valentia. De Mogoro, tanti fattori, e fu di stato insomma una cosa bella di sicuri, no? Cioè, Anna Cristina Duci che si c'è passando su tempo. Dai, è una cosa... Certo, e poi ascoltavo su Dorra Gisella Vaca, ma intendi tu? No, che podia, che adorrai merito, che adorrai sonori che si minescenti a due maistas che hanno lavorato in scuola, posso che vorrei andando Domitilla, una è Stivana Ledda, che po' anni ha di... insomma, traballare a scuola e a pesare vicino con Sali Basarda, e un'altra è Francesca Manca da Santo Lussurgio, che ha di aderoso seminando poesia, ad allevare altri poeti che partecipano ai premi scritti in sardo, ed insomma, vorrei dare grazie a pensa a Iscrocca, o Iscrocca con Teresa Pirella Paoloni, si via un premio solo o sospizzinos dessas scuolas. Spero che dai moi, su tempo benidori, non si dovrebbe invocare scetti ai bastras accademici buona volontà, ma chissà regioni, a difendi di aderoso, su sardo, sa limba di studiare in scuola, finalmente, ma regolarmente, come ti dico, tanti anni sei che si inventi questa cosa, magari troppo anni. È una notte luna? È una notte luna. Ma senza età? È una notte luna. De cudda lunas de attonzu giaras, chi cando tu e tacciaras a la ider andare, isperas novamente in sa fortuna. A piopidu tanto, tu sadie, parias a terra, in sadde e in sa serra, tra sosfeno siccados, vestida de antichissimo pianto. Ma ecco, in su sereno, avanzare sa notte, già ruchero risplendere, e che velo de sposa, sa luna, vesti de biancore onzi terreno. Grazie Gisella. Grazie a me da Gisella Vaca, grazie di aderos de coro, Grazie a voi, sì. Questa gira pure, grazie. E mi pare che sia spacente tu che fatevo giusto uno giro lestro, potrei. Potevo intendi giusto un po' organizzazioni, poi cosa che antaveni, cominciavo con su poeta nostro, dunque intendevo a Gianfranco, poi serrai con sta Tobio de Oi, non vuoi due cosa tua.
Poi tanti con tu esibiamo sagire che bene, dunque devi tornare in noi, dunque vai e torna ad esempio, torna se non in castello. No, credo che queste trasmissioni sono importanti ancora per chi riesce a allargare sempre a un popolo più umano, al taglienti, che si nella televisione, che magari spesso non vedono i premi o non l'ascoltano, perché diamo la verità, un bel di volte in certe occasioni siamo a cerchio chiuso noi, siamo a circolo chiuso, come si dice in italiano, cioè siamo le solite che ci accattiamo, invece con la trasmissione si riesce a spargere a tutti questo che è la sostanza che da questi premi ci vuole. Ecco. Domitilla, 10 anni quando vieni, tutti 10 anni sta collaborando con il suo premio. E potete preparare di nuovo, continuare a fare, diventare per un anno questo premio? Devo proporre questa amministrazione che appunto di questo premio, di proporre un'attività che potesse essere fatta per dei pizzini che immagino che il 90% dei pizzini di oggi non fa in saldo, vero? Forse sono deche, forse sono bimbe, come in tutto. Devo proporre questa amministrazione qualche cosa che attiri sui pizzini a una manifestazione in cui sia un protagonista, per esempio, leggendo qualche cosa, di suggiaio, di sottio, di un conoscente, di uno, come una specie di rassegna di poesia, magari di Saida o di chi è Gerenissos, e li fa intendere che tu questa lingua che è della famiglia Soro, che è stata di suggiaio, che mancare vago di suo babbo di sua mamma, ha imposto ed è bella e gli può dare soddisfazione. Credo che con poca cosa si possa fare questa cosa ed è un segnale di crescita. Queria narrare un'altra cosa. Uno di questi tre episodi che ho appacattati su social, quando ho dato delle esperienze mie personali che però essere dei primi anni 90, devo fare io, a manizia io corso di ballo salto con un suonatore dei tetti in Tattari, no? Suonatore dei tetti, finito la lezione da voi, o in cui sul luogo che fine garage che non la iana si dono non paghiamo nulla, tutto volontariato, li imparai io a scrivere e leggere in saldo, poi me lo giro io in questa radio e fico un premio gusto, però io per te lo farei in tempo. Dunque, uno di questi tre episodi le pago in su social mi ha descritto una cosa che mi ha commosso, mi ha dato che devo farti un complimento per questa poesia che hai scritto, e una risposta. Deo sigo a scrivere in saldo, ed è Santo Lussurgio, e il naro per il nome, si narra Francisco Gambino, che c'ho qui, ha che noi 20 anni, sai. Ma nato, Deo sigo a scrivere in saldo, ed è ponare gracias a gente come te boisi, che hanno a lutto si stinchidda. Mandato. Mi piace di narrare questa cosa. Dunque, acciappavo su questa bella idea, no? Che ha donato Domitilla, potevo, Fustetti mi pare che sia uno sindaco attento e sensibile a tutte queste cose, e dunque se potessi un'idea buona questa. Quando abbiamo fatto l'antologia, l'abbiamo integrata con questa traduzione in italiano, a piedi pagina. Poi la poter imparare in sala scuola. Devo che so ventomare invece un progetto didattico mega interessante dell'Istituto Comprensivo de Perfugas, che so venuto a conoscere l'anno passato, e esso hanno cominciato con suo pisello della scuola materna dell'infanzia. Son nome di questa cosa in saldo. De Sagadrea, Samela. Certo, che si comincia. I pinchenne so pisello a preguntare a sonno mannoso sa parola in saldo. Quindi cominciando dai son minoreddoso, provare a rimediare a sa politica linguistica de sa medità del suo secolo passato, che ha
cancellato Completamente. in famiglia mia, può narrare babbo e mamma tra isso so vai da in sardo, con una mia vai da in italiano. Quindi io lo conosco, che l'ho sempre inteso vai dare, Sì. però quando vai da in con mia, mi vai da in italiano. Capite? In questa epoca fu goi, cioè bisogna dire cultura significa imparare subito l'italiano. Professore, manco male se noi produciamo aici, siamo pieni di coscienza, ah no? No, dunque, è una questione, e noi abbiamo cominciato mescamente un Giancarlo Casula da anni e anni. Appunto, sta arrivando su Covid e la questione l'abbiamo un po' truncata, però ora la torniamo a piare, è giusta. In mente, su premio Montanaro, potete essere dai desulo e arrivare ne sia servita accanto a sasi scuola. Però istituire un premio mescamente pro sospizzinnos in non tenere de che 8 anni e fare proprio una sezione pro sorzovanos. Non è una cosa facile, però noi si no imus ustu la poesia è sempre de sormannos, invece la poesia deve cominciare pure a spainare, a andare a sor minore, a sor zovra, a sor studenti. Nessi a sor studenti namur de sa montagna, avesse premio della montagna, Sì, sì. quindi Desulo, Onne, Tonara, Rizzo, Belvì, eccetera. Bene, Vediamo un'altra bella questa idea. questione poi andare innanzi. No, e ho penso ieri. Ti spero bene. Eh. Anna Cristina, se sono arrivato, Devo sempre serrai. si arrelloggio un noi che minara che devo serrai, però sicuramente dobbiamo poi salutare tutti gli ospiti di questa gita di oggi, salutare che mi sa seguito, tornare grazie ai spettatori, che si seguono sempre, con piacere e tutto canto, e poi si preparava su poi a serrai, mentre facevo ogni gira, già i 7 gita sarà oggi, con Nicola Loi. Ma tutto gusto, Anna Cristina, saluta tu, tutto canta, soprattutto e serve qui e tutto questa puntata di oggi. Grazie a tu, Ottavio, grazie a Gisella, voi hai fatto questo altro regalo, grazie Meda, grazie a Gianfranco Garruccio che è in idea in largo E torna adesso, ci che bene. e torna ci da chieni pure, così che stianai, volevo anticipare del premio dei premi, e dunque se non potessi a mancare, è una cosa di importo. E poi c'è pure Don Baigno, dunque Don Baigno, ma poi c'è Marco Baigno. Montoni, c'è Nico Bianco, Sì, che sì. anche una cosa se lo scoviendida, ma c'è altra cosa che non si poteva unire, che noi scoviamo, Certo. di sapere che si chiesi. Grazie a Domitilla, grazie a vostra testimonia importanti che sono e grazie a vostre proposte che avete fatto, sempre proposte di bundo e savias. Grazie a Meda. Grazie a suo sindaco, lo rendi da Pasquale Lubino, lo rendi a fare insomma complimento, Grazie a voi. e poi si impegno che vuoi di condividere questo premio intitolato oramai a due poetas importanti. Grazie a Meda, grazie al suo professore Francesco Casula, e suo lavoro sempre attento a sa letteratura, a sa storia della Sardegna, ma appuntendo oggi attento Meda a sos diritos de sos pizzinnos, che tenen il diritto di imparare a lingua sarda come si aspetta, di imparare in scuola. A proposito delle pubblicazioni che ha fatto il professore, sì. di Deni Runa e te questa che ancora non la conoscevo. Questo è il suo primo volume della letteratura e civiltà della Fai indubbiare la Sardegna. telecamera, sì. questa è un altro traballo. Questo è il suo primo, deve essere orgoglioso. Aspetta che al modo un quadranta bene, è fatto. Il suo secondo volume è pure Cristina Serra. Ah, ecco. Grazie. Una poeta grazie. manna. No? Grazie al suo buon cuore. Tenevo questo grande, questo pregio umano proprio. Dunque, sì. E poi? Noi di più serrai, devo essere sicura che i versi di costumeria antessi ancora profonduto di Nicola Loi, perché si ha posto sta giacchetta pure. E sta arrivata quest'idea Ah, ecco, visto. a Montanaro, stanotte un organitto suona di sa contonare, a Gisella, Grazie. e poi come tenato in gardura, io socco di lui stazzo, una serenata. A te ritratto,
In sas carrellas de sa bella vida a poghircadu sa rosa de monte. De ispigas e fiore fi vestida, su sole a su manzanu fi de fronte. Sos rajos chi sos ojos serraian ca su lugore fi de deidade. Sos donos de natura li lughian commente a un'alta maiestade. Su faeddu che cantu in dilighesa sonaia che musica sonora, inghiriadu da questa bellezza chi mostraia dintro e a fora. Sa vita data e leada, ma sa die e si statu su posimu e su coro, su gozu intro e screschidu a mie, por questa singolare prenda e oro. Oe, chi sun volados sos annos, tottu cantu no estis fioridu, sa cura de oriolos e affannos, esti mesu retrattu che puidu. Tu e inghiriade cussos donos, chi pro umilesa non li das valore, ma chiedi mira con sentidos bonos ischi chi tu se sono fiore. E cuddos chi fiori che diamante, chi non timmen per una temporada, da su pintore, con fena abbondante, commenti una diosa e spintata. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.